Un progetto di legge importante che mi vede come primo firmatario per semplificare l'iscrizione delle imprese all'albo delle imprese agromeccaniche. Riteniamo il settore degli agromeccanici importante e strategico anche di supporto all'agricoltura, perché l'agricoltura è fondamentale e il Veneto rimane leader a livello nazionale ed internazionale. Progetto di legge che prevede anche l'erogazione di contributi per le imprese, per l'acquisto di macchinari e attrezzature e per la formazione del personale. È fondamentale, è un percorso iniziato ancora anni fa, perché qualifica e mette sempre più in evidenza l'attività agromeccanica. Ricordiamoci che l'attività agromeccanica ormai svolge il 70% di lavori in agricoltura, quindi qualificarla all'interno di una legge come l'albo degli agromeccanici è un fattore positivo. Testimoniato anche qui oggi dalla presenza di tutti i presidenti provinciali e dei delegati della Federazione Emiliano-Romagnola e Lombarda, che sono stati i primi ad avere queste leggi per l'albo degli agromeccanici. Questa va a blindare comunque anche un percorso che l'Organizzazione Nazionale sta portando avanti. Abbiamo incontrato il Presidente della Commissione Agricoltura al Senato per protocollare un riconoscimento come albo agromeccanico a livello nazionale. Quindi diventa un supporto importante per questo programma nazionale. E noi purtroppo siamo qualificati i titolari delle aziende ancora come artigiani, quindi non possiamo avere quegli aiuti negli investimenti che ci potrebbero aiutare ad ammortizzare il costo imprenditoriale delle macchine. Il fatto che l'albo preveda dei fondi è un passaggio fondamentale. Ricordiamoci che il nostro obiettivo principale è che tutta l'attività, quindi anche l'imprenditore titolare, venga ricompreso nel mondo agricolo perché possa avere questi sostegni. L'impresa agromeccanica è nata proprio qui, tra le tre regioni presenti oggi, Lombardia, Emilia e Veneto fanno quasi la totalità dell'agricoltura intensiva e dell'agromeccanica d'Italia, quindi sicuramente fare squadra per costruire un futuro a queste imprese, che sono 18.000, che comunque fanno un grande servizio all'agricoltura regionali e nazionali, è importante, quindi un riconoscimento che va a gestire un albo che mette chiarezza all'interno di chi è impresa e chi non lo è, e dall'altra parte comunque per dire agli esponenti nazionali, al Parlamento nazionale, comunque serve una legge quadro, secondo me nazionale, che metta ordine e dichiari queste imprese parte dell'agricoltura.